Beh, è un ecosistema che ci tiene in vita, che tiene in vita il pianeta, è davvero il grande regolatore climatico, è lui, sequestra carbonio come nessun altro, produce cibo, il 95% del cibo che è sulle nostre tavole arriva appena dai primi 30 cm di terra, 99% delle calorie che assumiamo arriva dalla terra, è un grande regolatore idrologico, quindi bisogna averne molta cura, altrimenti ai noi le alluvioni avranno sempre terreno favorevole. Quindi il suolo è alla base di tutto fondamentalmente, però non si salva da solo con l'uomo di mezzo, quindi dobbiamo prendercene cura. Beh, il suolo subisce vari attacchi, sicuramente subisce l'attacco dell'urbanistica, quindi il consumo di suolo, quindi il suolo che viene cementificato, completamente eliminato e piallato da lastre di cemento. Purtroppo il Veneto è da sempre una regione leader nel consumo di suolo, quest'anno gli ultimi dati di ISPRA ci dicono che il Veneto è tornato primo in classifica per quanto riguarda il consumo di suolo, 891 ettari in più di aree cementificate, quindi sottratte di fatto all'agricoltura, e questo è molto problematico. Dopodiché c'è tutto anche il settore del degrado del suolo a causa di pratiche agricole che ai noi hanno sempre meno cura del suolo, quindi anche questo è un fattore enormemente problematico. Oggi il 60% dei suoli in Europa è malato. Questo è un grandissimo grido d'allarme. Beh, quella di stasera. Oggi la nota positiva è che c'è sempre più persone che sono diventate sensibili al tema del suolo, che si avvicinano perché vogliono capire cosa sta succedendo, vogliono capire cosa si può fare, vogliono capire cosa domandare a chi governa il territorio, quindi a chi ha dei ruoli politici, quindi questo è molto positivo. Si stanno facendo alcune azioni, anche in Italia poche, in Europa un numero maggiore, di depavimentazione, di stop al consumo di suolo e immaginando anche di riconvertire alcuni settori come anche quello agricolo e come anche quello urbanistico ovviamente. Bravissimo, dobbiamo assolutamente rendere più fertili le comunità a recepire questi obiettivi e anche dobbiamo togliere paura alle persone che cambiando sembra che gli manchi la terra sotto i piedi. La terra sotto i piedi manca invece se continuiamo a usare male la terra come la stiamo usando oggi. E questo è l'ennesimo incontro che si focalizza su temi fondamentali per l'agricoltura, ma non solo per l'agricoltura, perché il suolo comunque interessa sia gli agricoltori, ma la sensibilità che dobbiamo avere verso questo tema interessa poi anche il mondo dei cittadini, perché insomma dal suolo dipende tutto e noi dobbiamo rispettarlo e gestirlo nel modo migliore. È un dovere aprire il dialogo, perché comunque conoscendo la tematica la si può affrontare con cognizione e quindi si può rispettare il suolo in modo tale che dia i suoi frutti, li dia nel rispetto appunto poi delle varie voci che abbiamo sul tema. L'agricoltore è la figura principale che poi appunto mette mani sul suolo e deve farlo con sapienza, quindi conoscendo i temi che girano attorno a questo argomento. Come ci appunto abbiamo capito che l'importanza di questo argomento e quindi un incontro del genere aiuta a sensibilizzare e a migliorare le conoscenze su questa questione.